Un rigassificatore a terra nel Golfo di Trieste non creerebbe problemi ai traffici portuali. Una voce fuori dal coro, quella del comandante Gianfranco Badina, che esclude disagi allo scalo Giuliano nel caso in cui venisse costruito un rigassificatore onshore, ma boccia un eventuale impianto offshore. Il servizio. Un rigassificatore onshore nel Golfo di Trieste non ostacola i traffici portuali. Ad esserne convinto è Gianfranco Badina, comandante marittimo ed ex docente dell'Istituto Nautico del capoluogo giuliano. È difficile che ci sia un grande sviluppo nei prossimi anni come quello prospettato, ma poi questo sviluppo dovrebbe avvenire tutto quanto nel Porto Nuovo, quindi tra il Molo Settimo, Molo Ottavo e la piattaforma logistica vicino Servola, che sono località che distano abbastanza da quello che è il sito del futuro rigassificatore previsto, e tutte le navi che si recano a quegli ormeggi non transitano per il canale sud, quello utilizzato dalle petroliere e in futuro dalle possibili gassiere. Voglio ricordare che le navi gassiere sono equiparate a quelle petroliere, quindi navi che portano merce pericolosa, e quindi le stesse regole che valgono adesso per la SIOT penso che dovrebbero valere anche per le navi gassiere. Oltretutto, se andiamo a vedere all'estero, soprattutto in Europa, vicino a noi, vedremo che tutte le gassiere che arrivano ai porti non sono soggette a restrizioni molto pesanti. Una voce fuori dal coro che contrasta nettamente con quanto affermato dall'autorità portuale e che è stata subito contestata dal tavolo tecnico della UIL sui rigassificatori. In un comunicato il professor Trincas, docente universitario e membro del tavolo, precisa che alcuni progetti appartengono al passato e ricorda che oggi esistono soluzioni che consentono di produrre gas al largo della costa con sistemi a circuito chiuso. Ma secondo Badina invece proprio una soluzione offshore potrebbe creare dei disagi. Mettendo nel Golfo di Trieste un rigassificatore a largo avremo una limitazione delle acque e quindi ne risentirebbero i pescatori e i portisti che già in una posizione di ristretta del Golfo avrebbero ancora meno possibilità di transito.